Un minuto di silenzio per le oltre 1800 vittime finora causate in Veneto dal coronavirus. Si apre così la seduta del Consiglio regionale, tornato a riunirsi fisicamente nella storica sede di Palazzo Ferrofini dopo 3 mesi di assenza forzata. Le precauzioni e le disposizioni per la ripresa dell'attività a Venezia rimangono parecchie, a partire dalle mascherine che, seppur molto più distanziati l'uno dall'altro, i consiglieri indossano sempre. L'attività del Consiglio regionale non si è fermata col coronavirus, ma si svolgeva per via telematica. Oggi invece si sono riaperte le porte di Palazzo Ferrofini, si sono riaperte solamente per i consiglieri regionali che lavorano con nuove modalità, molto più distanziati in aula l'uno dall'altro, anzi addirittura alcuni di loro assistono ai lavori da altre stanze dell'edificio. Nei 3 mesi di assenza fisica da Palazzo Ferrofini, il Consiglio regionale si è riunito per 7 volte attraverso sedute telematiche, 9 le leggi approvate, decine le sedute di commissione. Nelle pause della seduta odierna i consiglieri possono essere avvicinati sempre singolarmente e solo in cortile. La ripresa economica post-coronavirus rimane la prima preoccupazione per tutti. Abbiamo predisposto infatti oggi una variazione di bilancio, questo disegno di legge che stiamo portando, che è importantissimo per le piccole e medie imprese, perché consente tramite Veneto Sviluppo di poter dare garanzie per 30 milioni di euro. Di fronte all'emergenza pare rafforzarsi anche il dialogo tra maggioranza e opposizioni. Abbiamo presentato la proposta di un fondo per dare dei contributi a fondo perduto alle microimprese. L'abbiamo presentata, l'assessore Marcato si è impegnato a inserirla nella prossima variazione di bilancio e questo è già un segnale positivo. A dividere a Palazzo Ferrofini continua invece ad essere il giudizio sulla politica nazionale, ad esempio sull'attività del governo nei confronti del turismo. Abbiamo pensato anche alle vacanze che devono fare le persone, quindi dando la possibilità con questo bonus dei 500 euro alle persone di fare una bella vacanza. Misure straordinarie proprio per aiutare questo settore che per noi è il principale motore economico della nostra regione, da parte del governo c'è un silenzio assoluto che è veramente una cosa assurda.